Ciao a tutti e bentornati a 5 News, l'appuntamento con le 5 notizie più cliccate della settimana sul nostro sito qdpnews.it. Alla numero 5 troviamo l'azione legale intrapresa dal sindaco di Farra di Soligo Giuseppe Nardi in seguito alle offese ricevute su Facebook in merito alla maglietta che invitava il fotografo Oliviero Toscani a non presentarsi nel suo comune. Alla numero 4 parliamo del passaggio di consegne allo storico salumificio follinese. Dal fondatore Luciano Paier la guida dell'azienda passa al figlio Silvano, un mestiere di altissima qualità, un'arte di famiglia. La terza notizia più cliccata della settimana ci racconta il grottesco episodio accaduto in via Carmine a Miane. Un 46enne è stato aggredito con un'accetta da un vandalo scoperto a rovinare la sua auto. Alla numero 2 troviamo il terribile frontale avvenuto sulla provinciale di Cison di Valmarino, che ha coinvolto 2 donne straniere. La notizia più cliccata della settimana ci racconta del lutto per la scomparsa di Lucio Barisan, cotitolare della storica autofficina Fratelli Barisan, spentosi nella sua casa di Pieve di Soligo dopo lunga malattia. 5 News finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata con le 5 notizie più cliccate.